Tra un po' giocheremo e oggi giocheremo in una maniera differente. Vi ricordate che l'altro giorno abbiamo giocato con i nomi e i cognomi che iniziano con la stessa lettera? Esatto. Beh, devo dire che sono arrivati un sacco di messaggi, però vorremmo farlo un po' più difficile, ecco, un po' più impegnativo. Per cui scrivete al 333 477 2239 tutti i nomi e cognomi che vi vengono in mente che iniziano per la lettera A, B o C. Ovviamente, per esempio, A come che ne so, Alessandra Amoroso, quindi esatto. A, B come Brigitte Bardot, C come, che ne so, Carmen Consoli. Carmen Consoli, hai capito, Tonietta, una Caio che non ci Cesare, occupa. Giulio Sottinteso. Esatto, Caio Cesare, Giulio fra Sottinteso. parentesi. Ecco, scriveteci questi nomi che iniziano con la stessa lettera, con la A, con la B e con la C. Oggi giochiamo soltanto con queste tre lettere al 333 477 2239. Ma intanto ci ha raggiunti un nostro amico che devo dire la verità, era venuto già una volta, solo che io ho avuto un abbassamento di voce improvviso e non sono arrivato, e si sono ammoccati tutti i belli per scotta a forma di elefantino rosso-azzurro, che per fortuna sono stati riportati puntualmente dal nostro amico che si chiama Francesco Ferro. Buongiorno. Ciao Francesco. Ciao Fabio. Aspetta che ci metto spero per non che si sente niente. Allora, Standing ovation. come stai? Tutto bene. Tutto Voi, ok, tutto ok, Sì, bene, sì, anche abbastanza noi. bene. Beh, Francesco ci ha portato della musica, perché lui ovviamente fa il cantautore, ci ha portato un nuovo lavoro che uscirà a settembre circa, settembre-ottobre, dopo l'estate, ma oggi potremo sentire anche il singolo, anzi io direi di sentirlo anche subito. Di cosa si tratta, Francesco? Ci vuoi parlare un po' di questa canzone? Intanto il titolo. Il titolo è Per chi Sicilia, per chi io. Sì. È Per una chi Sicilia, domanda per chi io? che mi sono chiesto sempre, perché io sono nato a Catania, perché sono siciliano. Perché sei nato a Catania? Perché sei me siciliano? lo sono Una volta mi chiesto hanno sempre. chiesto a me, dice, ma la sua catanesità spiccata da dove viene? Cioè, se fosse perché nasci a Catania. È possibile? Per l'educazione metto la mano davanti, perché se non avessi la mano davanti sarebbe questo, che non è gradevolissimo. I biscotti che ha portato Francesco Ferro sono ottimi. Sarebbero questi. Senti, siccome io non è che l'abbia capito benissimo questo gioco, Cesare Cremonini va bene? Cesare Cremonini va bene come ok. nome e cognome. Devo dire che questa canzone, Mondo, che dice che vuole andare in Inghilterra, Sì, vuole andare in Inghilterra. non si sente che è un poco fan dei Beatles, no, non si Un sente pochino, per un nulla, pochino, per un nulla. pochino. Vabbè, Cesare Cremonini vale, così come vale Amrangiolini, che c'è scritto Giuseppe, poi Cesare Cremonini appunto da Tony, e ancora Wanda c'è scritto Asia Argento, Brian Boitano, che non so chi sia, Carlo Collodi, che in realtà quello è uno pseudonimo, però vale lo stesso, ci mancherebbe, perché Carlo Collodi, cioè l'autore di Pinocchio, in realtà si chiamava Carlo Lorenzini da Collodi. Collodi è il paese di nascita. Poi ancora Candy, e c'è anche chi si complimenta con Claudio, che ha scritto Candy, che è la nostra Rosa. Poi il nostro Sciumi, giustamente Beppe Borri, che è lui, ovviamente, Ok. ci mancherebbe. Ok. Claudio Coccoluto si scrive Paolo, e ancora Cristoforo Colombo da Wanda, e Ecco, Tirafunce che non ha lei- capito niente. Cocciante, Tirafunce, sei un cannarozzone. Lo fa apposta, è un grande, guarda. Ma È pazienza. un grandioso. Nel frattempo arrivano anche i messaggi al 333 477 2239, però nel frattempo ci hanno anche raggiunto due signorine che sono venute con Francesco Ferro e che si chiamano Simona e Irene, mi pare, sì, Irene, che hanno Buongiorno. portato insieme a Francesco Ferro, buongiorno anche a voi, i biscottini a forma di elefantino, finalmente devo dire, no? E ci tengono a dire che sono signore, non signorine. Ah, sono signore e non signorine, no? Tu sei sposata? Assolutamente no. no. Tu? No, io in Gannarossone non ci fai ragazzo. Single per scelta. Single per scelta, vabbè. Grazie per i biscottini, anche se devo dire i puttani si stanno calando, giusto? Esatto, Che è sono una già cosa finiti, giusta, chi sa? sono già finiti. Vabbè, pazienza, avete da salutare qualcuno? Peraltro Simona è una provetta cantante che magari chissà sentiremo un giorno anche grazie a Francesco Ferro. Avete dei saluti Si da spera. fare? Sì, magari vorrei salutare mia madre. Che si chiama? Cettina. Cettina, ci pensavo un attimo, aspetta, come si chiama? Cettina. È una mia amica, Che Loredana. si chiama Loredana. Invece Irene che purtroppo Ci penso. è sottomuta, Sì, sì, ha qualche problema. Ci penso un attimino. No, saluto anche Ah, Loredana. parla.
Anche lei Loredana, che è un'amica evidentemente In comune. Renato Raschel, Ambra Angiolini, Gennaro Gattuso. Allora abbiamo detto A, B e C, quindi Renato Raschel non Gerrase, Gennaro Gattuso Mango, Beneditta e Brigitta Boccoli vanno bene. Grazie Dario. Poi ciao sposati, siamo Alfio e Michele, Andrea Agnelli e soprattutto Giuseppe Castiglia, che detto così sembra nominato da Papa Ratzinger. Vai. Betty vai. Boop! Che bello! Che bello, Stupendo. Dunque, siete due pazzi, Betty Boop non l'ha detto nessuno, Sì. non è vero, l'hanno già detto. Un abbraccio da Peppe Calvaruso e dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia. Viva alla Catalla, tu immagini, no? Facoltà di Chirurgia e Medicina ascoltano alla Catalla. Tu immagini un'appendicite che nesci? Esatto, cioè. Ce levano qualche pezzo di uretto che non c'entra. Ma questi sono i futuri dottori di domani, no? Come dire che siamo un mani nudo, vabbè, Domani, siamo contenti. durante un intervento, Jonathan. Ma siamo rovinati, guarda, io sono preoccupatissimo. Dunque, ciao Fabio e Pepe dall'officina Carco di Siracusa, il nome è Carlo Conti, siamo Pessi, Brici Bardot, vale, certo, Come Lucio. no? Ragazzi siete favolosi, avete una pazienza infinita, ma siete così anche nel privato? No. Beh, se così fosse beato che vi sta accanto. Cara Rosi, non è così, perché tu non sai che Fabio Formosa in privato è violento, è uno che alza le mani facilmente. Per esempio Tony Ettana ha buscato coppa a 3-4 volte, no? Aspetta, scusa, Chi è? Pronto? Pronto? Alla Pronto? Catalla. Amore, sono io. Sì, Volevo lo so, le- sono in diretta, vero? Sì, volevo leggerti sto messaggio. Dunque, Siete vai. favolosi e avete una pazienza infinita. Ma siete così anche nel privato? Di no. Beh, se così fosse, beato chi vi sta accanto. Di Rispondi, no, per di no. favore. Fabio, scusami, ma come tu sai, quando piange tua figlia io non capisco nulla. Hai capito? Hai capito? Dimmi se non sono paziente. Ma insomma, lui è. Assolutamente no. Non è paziente, hai visto che non è paziente? Susanna, benvenuta dalla Catalla, finalmente ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Lo so. Ce l'abbiamo Ciao. fatta! Ciao, ecco, senti mia figlia. la senti che piange? Vabbè, va, Facendo ti lasciamo l'impossibile. tranquilla ai tuoi lavori di casa. Ciao Susanna! Grazie, un bacio, coraggio ciao. e in bocca al lupo! In bocca al lupo anche perché sei la Io moglie di Fabio. torno alle ovviamente. 5, eh? Sì, Ciao, vabbè, ciao, va. ciao. La mia formazione con la A. Abbiati, Andreolli, Abbate, Antonini, Ancelotti, Antonioni, Allegri, Aronica, Arnautovic, Adriano, Lemao, ciao Salvo. Bene, Salvo, noi ti ringraziamo per questa cosa che tu hai scritto, ma Dopo tutto questo, esatto. non so chi ne fotte questa cosa, non Scusami, l'ho capito. con tutto il rispetto, te lo dico in amicizia. Noi abbiamo concluso perché sono già le 14:20, adesso è l'ora di Francesco Ruggeri che vi traghetterà fino alle 16:30, momento in cui arriverà Antonella, e poi alle 20 torniamo noi con la replica. Invece per quanto riguarda la diretta, Fabio, Noi ci sentiamo domani come ogni giorno a partire dalle 11:30. Ciao Giuseppe! ciao Bafio, ciao Alla Tonietta, Catalla! grazie. Alla Catalla!